Il virus del West Nile è nuovamente ricomparso in 3 province italiane. Tra queste, nella provincia di Catania, è stata confermata la positività in un gruppo di zanzare, mentre a Varese e a Ravenna è stata confermata la positività negli uccelli. Dall'inizio del mese di maggio 2023, però, non sono stati segnalati in Italia casi confermati di infezione nell'uomo. È quanto riporta il bollettino curato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Centro Studi Malattie Esotiche dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. In generale, come ci spiega il professor Antonio Cascio, è una malattia che si presenta in maniera asintomatica. Diciamo che nell'80% dei casi possiamo dire che la malattia è completamente asintomatica. Poi c'è in un 10%, in un 20% ci sono sintomi tipo l'influenza, sintomi non specifici, e solo nell'1% dei casi c'è la malattia neuroinvasiva che può essere purtroppo anche mortale. Ma come si può diagnosticare allora il contagio? Generalmente non ci si pensa, a meno che non ci sono i segni della malattia neuroinvasiva. E in questo caso appunto ci sono segni di meningite, segni di encefalite, ci possono essere pure delle paralisi simili a quelle della poliomelite. Particolarmente forte è stata l'epidemia dello scorso anno. Dall'inizio di giugno a novembre 2022 erano stati segnalati in Italia 588 casi confermati di infezione e di questi 295 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva. In Sicilia furono segnalati 3 casi, di cui uno mortale a Palermo. Quali sono allora le cure in caso di contagio? C'è una terapia di supporto che deve essere fatta, ma non una terapia antivirale specifica efficace. È importante prevenire il contagio con alcuni accorgimenti. Cercare di stare lontani dalle zanzare, usare repellenti, zanzariere, bonificare dove si formano raccolte dell'acqua, le fioriere. Il periodo più critico per gli esperti è tra agosto e settembre. È il prefetto Francesco Zito, direttore delle politiche migratorie del Ministero dell'Interno, a spiegare alla Commissione per le libertà civili dell'Unione Europea, in visita a Lampedusa, la dinamica dell'ultimo naufragio a largo dell'isola. Un barchino con circa 50 persone e nel momento del soccorso da parte della Capitaneria, purtroppo, come capita a volte, si sono spostati tutti da una parte. Parliamo di un barchino di 6 metri in metallo con 50 persone a bordo. Dai racconti dei 44 migranti sopravvissuti esistono ancora versioni contrastanti sul numero dei dispersi e su quando siano scomparsi, smentite invece decisamente le voci di cadaveri recuperati. Sull'isola è un'emergenza continua, nella notte altri 4 sbarchi con 168 migranti. Gli ultimi barchini soccorsi, tutti salpati da Sfax, avevano a bordo da 31 a 53 persone, fra cui donne e minori. I migranti provenienti da diversi paesi dell'Africa hanno dichiarato di aver pagato fino a 2.500 dinari tunisini per la traversata. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, che nonostante i continui trasferimenti con i traghetti di linea rimane sempre sovraccarico. Abbiamo qui nel centro circa 650 persone, più o meno 650 persone. La capienza sono 389, ieri erano 1300. Intanto la Commissione ha incontrato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, riparando lo sgarbo istituzionale quando il primo cittadino li attendeva all'aeroporto dell'isola, mentre la delegazione, per un cambio di programma, era già salita a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera per una simulazione di operazioni di soccorso nelle acque. Pace fatta dunque con il presidente spagnolo Juan Fernando López Aguilar, che ieri ha manifestato alle autorità locali tutta la solidarietà dell'Unione Europea nell'ottica di una condivisione delle responsabilità. Nella giornata conclusiva, la visita guidata degli eurodeputati al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, da qualche mese gestito dalla Croce Rossa. Per i migranti, oltre a vestiti, ricovero e pasti, a disposizione anche alcune stazioni di ricarica dei cellulari. Il primo messaggio per le famiglie rimaste a casa: ce l'abbiamo fatta, siamo vivi.
fenomeno dilagante quello del consumo di cannabis tra i giovani, seguita da nuove sostanze psicoattive, cannabinoidi sintetici, cocaina, allucinogeni e stimolanti. Dal 2020, anno nel quale si è rilevata una forte flessione probabilmente legata alla pandemia, i consumi di cannabis nel corso degli anni successivi sono cresciuti in modo esponenziale all'aumentare dell'età, passando dal 4,9% tra i quindicenni al 26,8% tra i diciannovenni. Numeri e percentuali che sembrano spaventare poco i giovani consumatori, ma che invece hanno attivato da molti anni la ricerca scientifica, tanto che oggi, proprio dalla rivista Nature Medicine, giunge la notizia importantissima che riguarda la scoperta di una nuova categoria farmaceutica, la prima al mondo efficace nella cura delle dipendenze da cannabis. La ricerca è coordinata a Bordeaux, in Francia, da un palermitano, il professor Pier Vincenzo Piazza, uno dei più autorevoli scienziati al mondo. Nel team anche un catanese, il professor Filippo Caraci. La F0117 appartiene a una nuova classe farmacologica, gli inibitori del signaling dei recettori per i cannabinoidi, una nuova classe che è in grado, imitando un meccanismo naturale che è già presente nel pregnenolone, che il nostro cervello produce in grande quantità a seguito di intossicazione acuta da cannabis, questi farmaci riescono a contrastare gli effetti soggettivi della cannabis. Ma quanto sono consapevoli i ragazzi dei rischi legati al consumo di cannabis? Non c'è una piena consapevolezza del danno neurotossico indotto da alte concentrazioni del THC. Cos'è il danno neurotossico? Cioè, purtroppo ormai esistono forme di cannabis con un così grande elevato contenuto di THC, di tetraidrocannabinolo, che di fatto possono compromettere le funzioni cognitive a breve, medio e lungo termine. Si parla di percentuali di THC anche del 30-50% fino all'80%, per i quali esiste una banalizzazione della percezione del rischio, anche a causa della definizione di droga leggera attribuita alla cannabis. Come si fa a definire leggera una droga che, anche se non dà una sindrome astinenziale completa, è neurotossica, cioè danneggia il cervello e danneggia il suo funzionamento cognitivo? Non le possiamo definire droghe leggere. Teatro, musica, cultura, danza, arte, concerti. Si alza il sipario sul Catania Summer Fest edizione 2023. A partire dal 23 giugno e fino all'8 di ottobre, oltre 170 eventi organizzati dal Comune Etneo con la direzione cultura guidata da Paolo Di Caro, in collaborazione con operatori e associazioni culturali, Teatro Stabile, Teatro Massimo Bellini e Istituto Musicale Vincenzo Bellini, per dirne alcuni. Un successo annunciato che segue quello dello scorso anno con più di 300.000 spettatori. L'anno scorso abbiamo avuto 300.000 spettatori, con un incremento dei pernottamenti negli alberghi a dimostrazione anche di una forte presenza turistica. Se a questo si considera anche la qualità degli artisti che saranno impegnati, ci rendiamo conto di quanto sia effettivamente eccezionale lo sforzo compiuto dai direttori De Caro e Ferraro e dall'amministrazione intera, ricordiamo a costi assolutamente risibili per le casse comunali, perché tutto quanto sostanzialmente si autosostiene. Molti spettacoli anche per i giovanissimi. Molti spettacoli per i giovanissimi. Io ho un figlio di 12 anni che praticamente vorrebbe venire a tutti. Non sempre sono felice anche delle sue scelte musicali, però ho visto che comunque raccolgono, intercettano l'interesse dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani. Gli spettacoli, alcuni gratuiti, altri a pagamento, si terranno sia al centro, Villa Comunale, Palazzo della Cultura, Castello Ursino e la chiesa San Nicolò l'Arena, che in periferia, proprio nell'ottica di coinvolgere e integrare le zone della città più marginali. Tra i nomi più attesi, Loredana Bertè, Articolo 31, Salmo, Tananai, Francesco Caviso e poi Mr. Rain, Sfera Ebbasta, Baustel, Diodato, Amanda Sandrelli, Ernia, Lazza e ancora Rocco Hunt e Gabbani. Ciao ragazzi, sono Rocco Hunt e volevo dirvi che sono molto felice di tornare a Catania il 17 agosto a Villa Bellini con un concerto imperdibile. E là, salve a tutti, sono Francesco Gabbani e con questo video volevo comunicarvi il mio grande entusiasmo e la mia grande gioia e anche l'onore che ho di fare tappa con il mio tour Ci vuole un fiore
a Catania, a Villa Bellini. I primi eventi venerdì 23 con Amanda Sandrelli impegnata nella Lisistrata di Aristofane a Palazzo della Cultura, il caffè letterario al Castello Orsino e l'Opera dei Pupi nella chiesa di San Nicolò l'Arena. Il programma completo si trova sul sito internet del Comune di Catania. Manca sempre meno ai 34esimi Palermo Ladies Open, prova tennistica del circuito WTA 250 in programma sui campi del Country Time Club di Palermo dal 15 al 23 luglio. È stata anche svelata l'entry list che sarà impreziosita dalla presenza, oltre che dalla numero 11 al mondo, la russa Daria Kasatkina, e dall'ex top 10 ucraina Elina Svitolina, anche da ben 5 azzurre, a cominciare dalla finalista della passata edizione Lucia Bronzetti, oltre che da Elisabetta Cocciaretto, numero 1 d'Italia, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani, una delle beniamine del pubblico palermitano. È parecchi anni che facciamo questo esame di luglio, però ogni volta ci si approccia con un po' di d'ansia, come tutti gli esami d'altra parte. Speriamo che vada bene. Ma a detta del direttore del torneo Oliviero Palma ci possono essere sorprese importanti. A tal proposito il comitato organizzatore del Palermo Ladies Open volerà a Wimbledon per provare a convincere ulteriori top player. Credo che sia tra i tornei più forti che abbiamo giocato in questo circolo. Daria Kasatkina chiaramente è la testa di serie numero 1, è stata numero 8 del mondo, oggi entra come top 10. A seguire tante altre giocatrici, ma credo che in mezzo a queste tante giocatrici c'è Elina Svitolina, che è una delle più famose giocatrici del panorama tennistico moderno. Lei si è fermata per un anno per la maternità. Sale anche la febbre a livello di abbonamenti, al momento raggiunta quota 6.000 tessere staccate.